Lo avevano detto e ripetuto in diverse occasioni, alcuni consiglieri comunali lo avevano addirittura annunciato con manifesti murali. Non voteremo la determinazione delle tariffe Tari 2023 che comporta un aumento del costo di 140.000 euro. E così è stato. Ieri sera il Consiglio Comunale di Favara ha bocciato il punto relativo alla determinazione delle tariffe Tari 2023. Forte e acceso lo scontro in aula tra i consiglieri di opposizione, Lentini su tutti, e il sindaco Antonio Palumbo, con frasi che sono andate a volte anche al di là del confronto politico. E niente, succede che per l'ennesima volta il Consiglio Comunale, per un capriccio, ha deciso di bloccare l'ennesima volta la riscossione dell'ente. Purtroppo abbiamo chiaramente, in modo inequivocabile, spiegato in aula, sia dal punto di vista tecnico, amministrativo, ma anche dei numeri, perché abbiamo dimostrato i successi raggiunti dalla mia amministrazione smentendo in modo palese le bugie che erano circolate in questi giorni, nonostante gli sforzi, nonostante le parole della dirigente, dell'assessore alle finanze, Pier Vaccaro, Attardo, le mie parole, le mie rassicurazioni. Ahimè, il Consiglio Comunale, si diceva una volta, non c'è più sordo di chi non vuole sentire, è facile fare populismo parlando di aumenti, si tratta in realtà di adeguamenti stabiliti per legge, stabiliti con le tariffe calcolate al 2020, ha deciso di bloccare ancora la riscossione dell'ente, causando gravi disagi sicuramente per poter onorare le fatture delle ditte che svolgono il servizio, poter pagare gli operatori, con il rischio di trovarsi nei prossimi mesi nuovamente con qualche sciopero. Speriamo di no, noi abbiamo lavorato fino adesso per scongiurare tutto questo, oggi ahimè è mancato il senso di responsabilità da parte dei consiglieri comunali. Non ha sortito effetto neanche l'intervento della segretaria comunale Simona Nicastro, che ha evidenziato come la determinazione delle tariffe Tari sia un obbligo di legge, per cui la mancata approvazione sarà da lei relazionata alla Corte dei Conti, perché si potrebbe creare un debito fuori bilancio che si dovrà comunque pagare attingendo ad altri capitoli e quindi si potrebbe configurare anche un danno erariale. Concetti ribaditi anche dalla dirigente del servizio Giuseppina Chianetta. Ma al momento del voto il risultato è stato netto. Dei 22 presenti, 13 hanno detto no, 6 si sono astenuti e solo i 3 consiglieri di maggioranza hanno detto sì. La Regione ha comunque allungato i tempi per la determinazione delle tariffe Tari fino al 31 maggio di quest'anno, quindi molto probabilmente l'amministrazione comunale riproporrà di nuovo l'argomento. Siamo stanchi di vessare i cittadini, abbiamo letto il PEF, abbiamo visto tante incongruenze, le tariffe possono essere diminuite solo ed esclusivamente con una buona gestione della Tari, quindi l'amministrazione deve occuparsi anche di conteggiare i ricavi che derivano dalla vendita del materiale differenziato, che derivano dalle entrate coattive delle persone che non pagano la tariffa quando dovrebbero pagarla. Quindi tutte queste cose potrebbero permetterci di avere delle tariffe inferiori, perché andrebbero ad abbattere il costo che ormai per Favara è circa di 7 milioni e mezzo e non è più tollerabile. Noi non ce la siamo sentiti di tassare ancora i cittadini di altre, anche se non abbiamo voluto approvare questo adeguamento proprio perché i cittadini sono stanchi e noi siamo cittadini per primi del comune di Favara. Non è possibile ancora continuare a tassare i nostri cittadini aumentando le tasse. Noi usufruiamo di un servizio scadente che paghiamo troppo, quindi è dovere dell'amministrazione mettere azioni in campo che facciano sì che questo servizio costi molto ma molto di meno. Dal punto di vista burocratico amministrativo il vostro no comporta dei problemi per il Comune? Secondo me no, si tarifferà con le tariffe dell'anno scorso e al consuntivo, se l'amministrazione sarà capace di recuperare questi soldi, saranno pareggiati con gli introiti dell'ente. La discussione sull'approvazione delle tariffe della Tari è stato anche un momento per avere dei numeri, per capire come funziona il servizio e se c'è un miglioramento. Dunque questa sera è stata una buona occasione per finalmente chiarire un po' di numeri, perché negli ultimi mesi diciamo che c'era un po' la gara, ognuno a dare i suoi.
siccome l'ente preposto a dare i numeri è la società d'ambito SRR, che è la società provinciale che gestisce tutti i comuni, qualche settimana fa ho chiesto i dati riferiti all'anno passato, il 2022, perché non è che arrivano subito nei primi giorni del mese di gennaio. Quindi avendo questi numeri abbiamo fatto un bilancio triennale 2022 e abbiamo visto che, al contrario di quello che si diceva negli ultimi tempi sulla stampa, su mozioni di interrogazione eccetera, l'indifferenziata in questi 3 anni è calata di almeno 400.000 kg nel corso degli anni, e la percentuale di differenziata è aumentata quasi del 7%, dal 39 quasi al 46%. Con questo non facciamo i salti di gioia perché abbiamo raggiunto un grossissimo obiettivo. Noi l'obiettivo, quello che abbiamo, è di arrivare almeno al 60% per far sì di poter ottenere anche dei contributi annuali che la Regione dà ai comuni virtuosi, e quindi l'obiettivo sarà quello. Però è inutile nascondercelo, Favara non è pulita. Su quello concordo con il giornalista Moscato, che Favara non è pulita, è secondo me più pulita rispetto a prima. Il problema è che, come è successo stamattina, che fatto il giro della raccolta di alcuni punti sensibili in cui la gente si ostina a converire i rifiuti, verso le 10 qualcuno è uscito di casa e ha messo di nuovo il sacchetto in quella posizione. Mancanza di senso civico? Soprattutto.